Oggi a Comitini, seconda tappa del progetto Strade Sicuro che l'associazione Cometa ETS ha organizzato nei vari suoi centri che gestisce insieme alla Polizia Stradale. Sì, oggi a Comitini si svolgerà il secondo incontro del progetto Stare Strada con la collaborazione della Polizia Stradale di Agrigento, la partecipazione del Comune e naturalmente dei nostri beneficiari. Un tema molto importante per chi si presta ad inserirsi nel territorio con le nuove normative stradali, le regole civili e soprattutto le nuove normative sulla guida dei monopattini, delle biciclette, un modo in più per tenere sempre aggiornati i nostri beneficiari. Come hanno accolto l'iniziativa? Molto bene, abbiamo preparato ai ragazzi giorni fa con delle slide preparatorie, delle attività di informazione sul tema appunto della sicurezza stradale. Oggi qui, grazie alla Polizia Stradale, al comune che ci ospita in questa location, ci sarà l'evento conclusivo. Ci sono stati altri due appuntamenti, uno a Racalmuto e uno domani a Santa Elisabetta. Sì, nei giorni scorsi è avvenuto l'incontro a Racalmuto in collaborazione sempre con la Polizia Stradale e il Comune di Racalmuto, mentre domani l'evento si svolgerà a Santa Elisabetta dove ci saranno presenti gli ospiti del progetto SAI di Santa Elisabetta. Progetto Stare in Strada, oggi giornata conclusiva qui presso il vostro ufficio a Comitini in collaborazione con l'associazione Sai Cometa. Sì, oggi si conclude uno dei tanti progetti messi in atto dall'Associazione Culturale Cometa che gestisce il progetto SAI di Comitini. C'è una bella platea di beneficiari, è un progetto importante che serve a integrare in maniera più armonica ma anche più civile tutti quei soggetti utenti del progetto che a Comitini si sono inseriti e che nel territorio italiano vogliono restare. Quindi è un progetto che li aiuta a diventare cittadini modello, a conoscere le regole, i loro diritti e i loro doveri nell'ambito delle regole che ci stanno nel codice della strada. E questo progetto è stato possibile attualizzarlo grazie a un protocollo d'intesa che l'associazione Cometa ha con la Polizia Stradale di Agrigento, che ringraziamo per la sua collaborazione solidale ma anche molto paziente. Quindi oggi si chiude questo percorso e ne abbiamo tanti altri a beneficio dei nostri utenti che nei prossimi giorni saranno messi in atto. Poi fornite un'assistenza logistica ovviamente. Chiaramente sì, ma dobbiamo anche dire che il titolare del progetto è il Comune di Comitini e io ne sono il referente. Previa gara, l'Associazione Culturale Cometa è l'ente gestore che mette in atto proprio il progetto. Lo ha gestito nel triennio 2023-2025 e proprio in questi ultimi giorni se lo è affidato per il triennio 26-28. Un progetto riuscitissimo, non ci sono stati problemi, diversi utenti hanno scelto di restare a Comitini, altri nel territorio e nei comuni limitrofi. Questo ci edifica e proprio ci sprona a continuare su questo percorso, a tal punto che proprio in questi giorni abbiamo richiesto al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno, a seguito di apposito bando, un allargamento dei beneficiari da 30 a 36. Purtroppo ancora continua ad arrivare tantissima gente sulle coste siciliane ed è giusto, ed è corretto, ed è umano mettersi a disposizione di questi soggetti e rendere loro la vita un po' più facile e serena, nel rispetto delle regole e nella legittimità delle cose. Allora sì, abbiamo in collaborazione con la Polizia Stradale della Questura di Agrigento, in verità sono delle attività che facciamo da tanti anni. Anche quest'anno la Polizia Stradale e la Questura di Agrigento ci hanno accordato la possibilità di poter svolgere nell'ambito dei nostri 3 progetti che gestiamo in provincia di Agrigento, nei progetti
della rete SAI, Comitini, Ragalmute e Santa Elisabetta. Stiamo appunto facendo delle giornate informative di educazione stradale, anche in funzione delle nuove normative che si stanno introducendo nell'ambito appunto dell'uso dei monopattini e l'uso anche delle bici elettriche. Riteniamo appunto che possano essere delle giornate molto importanti per i nostri beneficiari, perché il rispetto delle regole sulla strada e anche, diciamo, poi viene anche tramutato ovviamente nel rispetto delle regole della nostra società civile, per cui sono giornate molto importanti, noi riteniamo. Per cui un grazie alla Polizia Stradale di Agrigento, alla dottoressa Zicari, e un grazie anche al Questore che ha condiviso con noi questa iniziativa.